Omaggio alle donne di Santa Margherita. Da fedele ammiratore della bellezza femminile, Guy de Maupassant, a proposito delle donne di Santa Margherita Ligure, così dichiarò: sono spesso carine, alte e dall'aspetto fiero, anche se un po' trascurate, senza trucco e senza civetteria. Molte serbano ancora le tracce del sangue saraceno. Un giorno, all'angolo di una strada dei sobborghi, mi posò accanto una di loro e mi trasmise l'emozione di una bellezza delle più sorprendenti che abbia mai provato. Sotto un vigoroso avvio di capelli scuri che le svolazzavano intorno alla fronte, in un disordine altero e sbrigativo, mostrava una figura ovale e bruna di tipo orientale, di una figlia dei Mori, di cui manteneva l'andatura ancestrale, anche se il sole dei fiorentini dava alla sua pelle un brillo più dorato. Gli occhi, che occhi! Lunghi e di un nero impenetrabile, sembravano lasciar scivolare una carezza senza sguardo, tra delle ciglia così imperiose e grandi di cui non avevo mai visto simili. E la pelle intorno ai suoi occhi era così inspiegabilmente ombreggiata che, se non fosse stata vista in piena luce, si sarebbe pensato a un artificio vanitoso. Quando si incontrano, pur vestite di stracci, tali creature a cosa servirebbe afferrarle e portarle via, se non per adorarle, dire loro che sono belle e ammirarle? Che importa se non comprendono il mistero della nostra esaltazione, materia greggia come tutti gli idoli, ammaglianti come sono, fatte solo per essere amate da cuori deliranti e celebrate con parole degne della loro bellezza.